Impresa esterna della Castrol Favara che espugna Palermo con una prestazione di carattere e qualità, compiendo un deciso passo avanti verso la salvezza, una gara intensa giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con continui ribaltamenti di fronte, ma che ha visto la squadra favarese più lucida e determinata nei momenti chiave. Già nel primo tempo si è percepita una differenza di approccio, Favara più concentrata e mentalmente dentro la partita, mentre Athletic Palermo è apparso condizionato dalle 3 sconfitte consecutive, pagando dazio soprattutto sul piano psicologico. Una vittoria arrivata grazie ad una prestazione gagliarda e di personalità contro una formazione, quella palermitana, che ha venduto cara la pelle, sprecando un rigore sullo 0-2. Risultato legittimato dalle grandi parate di Di Silvestro e dai pali di Varela e Tripicchio. Un successo che pesa in classifica e che dà benzina e morale in vista delle ultime gare decisive. Cullare il sogno della salvezza diretta. Una vittoria che ha il sapore della vendetta sportiva dopo il famoso episodio avvenuto all'andata al Broccoleri, partita rimasta nella storia del calcio italiano, con il gol fantasma segnato da Salazar grazie a un buco della rete. La gara si sblocca al settimo, errore di disimpegno del centrale Torres, Varela ne approfitta e serve Piazza che da posizione defilata trafigge il portiere con un preciso diagonale sul secondo palo. Al 29esimo arriva il raddoppio, palla persa dall'Athletic, al limite Piazza serve Varela che batte il portiere sul primo palo. Occasione d'oro per riaprire il match al 32esimo per l'Athletic con Bonviglio, ma fallisce un calcio di rigore calciando fuori. Nella ripresa l'Athletic prova a reagire ma senza grande incisività. Nel recupero il Favara gestisce e colpisce definitivamente contropiede di Salvia e Cemarek mette dentro il sigillo finale con un'azione personale. Una vittoria netta e meritata per Castrol Favara che dimostra solidità e cinismo nei momenti decisivi. Per l'Athletic invece una sconfitta che conferma il momento difficile. Ma sentiamo mister Infantino. Sapevamo che la squadra sta bene. Nell'ultimo periodo stiamo facendo delle grandissime prestazioni, sapevamo le difficoltà che c'erano, però noi, come ho detto sempre, noi guardiamo in casa nostra e se questa squadra è concentrata ha tantissimi valori e l'abbiamo dimostrato oggi contro un avversario che è veramente la sorpresa del campionato. L'approccio alla gara devo fare i complimenti, è stato veramente, ho visto una squadra che secondo me non mi ha strizzato la posizione in classifica, per quello che ho visto oggi in campo, ecco, ho visto una squadra che battagliava su ogni pallone, insomma, che comunque riusciva col gruppo a sopperire magari a qualche carenza tecnica per via a qualche carenza tecnica. Ecco, cosa possiamo dire? L'approccio come l'avete preparata molto bene questa partita. Ma l'approccio, basta guardare la classifica, cioè si affrontano, stamattina abbiamo parlato e si affrontavano due squadre, che una che ha perso un obiettivo, l'altra che lo deve raggiungere. Questo può fare la differenza oggi, nel finale di campionato. E questo è stato, credo che loro hanno battagliato, però dall'altra parte hanno trovato una squadra che vuole questa salvezza, se lo merita, l'avevo detto già ieri mattina, se lo merita per i sacrifici che stanno facendo, per il gruppo che hanno, avete visto, e credo che lavorando in questo modo, credo che possiamo fare altri risultati che ci possono togliere da questa bassa classifica. Ma a fine campionato è così, l'avevo detto prima, credo che le motivazioni, la fame, tra virgolette la disperazione ti fanno uscire energie che tu manco pensi. Noi questa posizione non l'accettiamo e faremo di tutto per toglierci da questa classifica. Questo è un gruppo importante, questo è un gruppo veramente che ci sta dando grande soddisfazione, ma non come risultato ma come atteggiamento. Questo è quello che mi piace di questi ragazzi, l'atteggiamento, mi piace la voglia di sopperire anche all'errore del compagno. Questa è
per una squadra che si deve salvare è il primo tassello che si deve inserire in un contesto di una squadra che ha un obiettivo di bassa classifica, e credo che posso anche dire che questa squadra ha anche qualità.